Il cosiddetto Green Pass è arrivato, il documento che consente a chi è vaccinato o a chi è guarito dal Covid-19 di muoversi liberamente in Italia e presto anche in Europa. Dal 1 luglio, quando è entrato in vigore il Green Pass, sarà lo standard a cui tutti i paesi dell'area UE devono adeguarsi. Quando ricevi il tuo vaccino, crei un piccolo set di dati nel database che contiene le tue informazioni personali. Il tuo nome e la tua data di nascita, ad esempio, e anche alcune informazioni sulla vaccinazione, il produttore e la data in cui hai ricevuto l'iniezione. L'Unione Europea dispone anche di protocolli su come dovrebbe essere gestito questo tuo set di dati. Deve essere inserito in rappresentazione binaria che viene poi firmata utilizzando chiavi crittografate. Chiunque disponga delle chiavi pubbliche può verificare se è autentica. Questa rappresentazione binaria viene poi compressa e codificata in base 45, che è nota per essere molto efficiente con i codici QR. La rappresentazione del testo in base 45 viene quindi inserita in un codice QR che viene stampato e che contiene il codice e il tuo Green Pass. Come decodificare il Green Pass? Qui di seguito andremo a vedere come decodificare il Green Pass, poi seguire passo a passo i passaggi. Anche se solo il personale legalmente autorizzato dovrebbe controllare il contenuto del codice QR, puoi comunque controllare cosa c'è dentro il tuo codice QR da un punto di vista tecnico. Tuttavia, non sarà in grado di eseguire la verifica della firma poiché l'accesso delle chiavi pubbliche non è ufficialmente disponibile. Quindi il codice che segue è solo per i nerd che vogliono sapere quali dati sono codificati nel loro codice QR. Quello che ci serve per prima cosa è un lettore di QR code per ottenere il contenuto del tuo Green Pass. Un sito online che verifica il tuo Green Pass può essere questo che ho messo nella slide. Il contenuto del QR code è come vedi. Devi creare un file Python con il codice seguente. Una volta creato il file Python, dovrai installare le sue dipendenze con i comandi che vedi, uno dopo l'altro. Per eseguire il file Python, quindi lo script che abbiamo creato, dovrei dare il comando python 3 decode.py perché sarà il nome del programma del file che abbiamo dato, seguito dal codice in base 45 che abbiamo visto precedentemente. L'output sarà questo, quindi vedrai a video una stringa comprensiva di vari dati in formato leggibile. Con questo è tutto, spero di essere stato d'aiuto e che la cosa ti abbia incuriosito. Ciao, alla prossima!